Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi a una live del vostro Marietto Veneziano. Per chi non lo conosce ancora, questo qui è un quadrante radiostesico per ricercare le frequenze Bovis negli oggetti, nelle persone, negli animali, che potrebbe sempre servire. E questo è una pietra di Shangite che viene dalla Russia. Ma questo è un discorso che ne parleremo dopo. Adesso vorrei parlare un po' della situazione che sta avvenendo in Italia. In Italia stiamo uscendo da un periodo difficile, un periodo in cui ci sono tante persone che sono state in un certo senso protette da questo virus con il vaccino. Questo vaccino chiaramente, come ho detto in altre pillole, non lo dice Marietto chiaramente, ma lo dicono gli specialisti. Fra qualche anno questo vaccino nuovo sperimentale finirà fra un anno la sua sperimentazione, darà purtroppo degli effetti estremamente negativi, non per tutti, ma per alcuni tipi di persone sì, no? Quindi noi entreremo in una fase difficile, no? Perché passeremo da questa emergenza a un'emergenza che non conosciamo ancora. In più, in questo periodo storico, che praticamente si vede i primi luccichi delle baionette, ma Gian Marietto lo spiegava nel 2010 quando i newaygiani parlavano del salto quantico del 2012, spiegava che sarebbe arrivata una forte guerra, una guerra importante per l'Europa, no? E quindi siamo usciti o stiamo uscendo da un'emergenza del Covid. Vi ricordo che la Svizzera dal 17 febbraio 2022 ha tolto queste restrizioni, invece in Italia sembra che vogliono continuare fino alle calende greche. Comunque, a parte il discorso del Covid, sta iniziando una guerra che potrebbe diventare fredda. Io non penso che sarà fredda, ma sarà piuttosto caliente. Adesso si vedono tutti i mainstream che incominciano a strillare a destra e a sinistra per cercare una soluzione, ma l'unica soluzione è che se vuoi la pace devi armarti. Quindi lasciate stare questi strilloni che fino all'altro giorno consigliavano tutti, questi mainstream di governo che fino all'altro giorno consigliavano tutti di prendersi il Green Pass, adesso hanno altra carne al fuoco e si sono già dimenticati di questa emergenza che fondamentalmente eh, sembra quasi diluirsi. In più c'è un'altra emergenza, l'emergenza bollette. L'emergenza bollette deriva dal fatto che l'Italia non ha mai avuto un piano strategico energetico e neanche un piano strategico industriale negli ultimi 20 anni. Siamo arrivati fino a essere la quinta potenza economica mondiale negli anni 90 e adesso purtroppo ci dobbiamo renderci conto che in quel periodo ci sono state delle variabili e varianti a nostro favore importanti, visto che avevamo perso la seconda guerra mondiale. Queste persone che ci hanno guidato fino a essere uno Stato potente, sebbene avessimo perso la guerra mondiale, purtroppo sono morte. Oggi abbiamo quelle persone che hanno preso il loro posto, che evidentemente non hanno le qualità, e le competenze per ristabilire, quel primato che l'Italia deteneva fino al 1990. Quindi arriva il caro bollette, ci rendiamo conto che queste tasse in più, questi costi in più, non le paghiamo come tasse allo Stato, ma le paghiamo a compagnie multinazionali di altri stati. Ad esempio, se arriva il metano che costa di più, non è che lo Stato italiano ha messo tasse per incassare loro, ma sono soldi che andranno alle compagnie straniere, tipo quelle russe e via dicendo, l'elettricità, ad esempio, ai francesi che hanno il nucleare. Quindi noi entreremo da un'emergenza all'altra e in più ci sarà questo contorno di guerra che sicuramente influenzerà molto le persone. In più abbiamo a livello italiano sul gobbo ancora questo Green Pass che molto probabilmente è un tentativo di instaurare un sistema simil cinese, no? Perché in Cina ormai hanno questo sistema qui di catalogare via digitale le persone e c'è questo piccolo germe. Chiaramente, da come ho visto Marietto, questo germe qui verrà azzerato da questa guerra che è in corso e che si vedono i primi germogli, ma i germogli non sono nati ieri, i germogli sono già nati
più di 30 anni fa. Era un progetto che i russi avevano nel cassetto, ma come vi ho spiegato in altre pillole, si sono fermati per via di Chernobyl, ma si sono fermati temporaneamente. In ogni caso la guerra, che voi ci crediate o no, avverrà per forza. Ma questa è anche una salvezza da questo tipo di nuova strategia di contenimento delle masse, no? Tramite queste applicazioni di cellulare vogliono praticamente condizionare la vita di milioni di persone e azzerare la libertà. Ma nella sfortuna, la fortuna è che noi, avendo questa guerra, molte cose salteranno e di conseguenza questo tentativo di schiavizzare l'umanità in questa direzione sarà rallentato. Mm. Quindi per chi ha un po' di dimestichezza con la radiestesia, consiglio di scaricare nel sito Capitano questo circuito e testare tutte le cose che dico io, ma anche gli oggetti e tutte quelle cose che vi potrebbero servire per continuare a resistere in questo periodo in cui si passa da un'emergenza all'altra. Quindi, cari amici, come già detto dal 2010, quando mi vedevano come uno che raccontava favole, purtroppo le favole non erano, e quelli che parlavano del salto quantico, degli angeli colorati, che sarebbero arrivati gli extraterrestri in carrozza, adesso purtroppo molti di quelli sicuramente si sono fatti inoculare, perché chiaramente il loro salvatore non è arrivato giù in carrozza e allora sono corsi dietro, come si suol dire, al vincitore. Purtroppo, come detto all'inizio di questa pillola, in futuro ci saranno patologie nuove che non si conoscono ancora, proprio perché questo vaccino è un vaccino sperimentale e la sperimentazione finirà nel 2023. In più abbiamo questa guerra che, come già detto in altre pillole, ci precluderà gli aiuti del gas metano dalla Russia, e di conseguenza il gas serve anche per creare energia in Italia, e di conseguenza non avremo più energia, le industrie praticamente rallenteranno, saranno sottoposte alla concorrenza di industrie tipo la Francia, che ha il nucleare, e di conseguenza la nostra manifatturiera, le nostre industrie, no, il comparto industriale praticamente sarà quasi azzerato, e molto probabilmente il piano è di svenderlo alle multinazionali per un ciocco di soldi. Quindi questa è la direzione che sembra arrivare. Ma dal mio punto di vista, da quello che ho visto a 15 anni, la situazione dovrebbe essere un po' fermata da questa guerra che sta montando giorno per giorno. Perché sebbene i mainstream di regimi cominciano a dire che i russi stanno smobilitando e andandosene via, vi voglio ricordare che il signor Putin non ha fatto arrivare lì 130.000 soldati per fare una mascherata o uno scherzo, ha fatto arrivare lì 120.000 soldati ai confini con l'Ucraina per dare un segnale forte che loro ci sono e sono pronti a andare avanti. Quindi, cari amici, per chi segue il Marietto o il The Guard, vi ricordo di scaricare i circuiti che ho messo gratuitamente sul sito del Capitano, e sempre di seguire le pillole del Marietto Veneziano e di Illegale. Grazie cari amici e alla prossima, ciao.